Abbiamo deciso di raggiungere il rifugio Marinelli partendo da Passo Montecroce Carnico. Una volta parcheggiata l'auto nel grande parcheggio del passo, abbiamo imboccato il sentiero CAI 146 che porta al rifugio attraversando anche il tratto attrezzato La Scaletta. Il percorso si sviluppa nel cuore delle Alpi Carniche attraverso un paesaggio mozzafiato. Non è adatto a tutti, presenta infatti diverse difficoltà sia durante il tratto attrezzato che poco dopo. Il sentiero CAI 146 sale attraverso pascoli fino alla casera Collinetta di Sopra. Poi, con un traverso, si raggiunge la cresta da dove si può godere di un bel panorama. Proseguendo in un ambiente dove i toni dominanti sono il candore delle rocce e il verde degli alti pascoli, si raggiunge La Scaletta, il camino attrezzato con alcuni gradini. Si tratta di un balzo di un paio di decine di metri che passa in una frattura della roccia. Questo tratto è attrezzato con gradini in tondino metallico e cavo di ferro. La discesa va affrontata con la tecnica canonica di faccia a monte, poiché in alcuni punti bisogna cercare nella roccia dei punti d'appoggio per il piede. Il sentiero corre per un paio di centinaia di metri su un traverso molto esposto, solo in alcuni tratti messo in sicurezza con fune d'acciaio. In questo tratto è fortemente raccomandato l'utilizzo di bacchette da trekking. Seguendo il sentiero attraverso i pascoli si raggiungono i piani sotto il rifugio Marinelli. In poco meno di 1 chilometro, di decisa salita su mulattiera con 2 tornanti, si arriva al rifugio. Il rifugio Marinelli sorge a quota 2122 metri sul livello del mare, alle pendici del Monte Coglians, la cima più alta del Friuli Venezia Giulia. È situato in posizione panoramica rispetto alla Val Grande e a Timau, all'interno del territorio del comune di Paluzza, non lontano dal confine di Stato con l'Austria. Il rifugio fu costruito nel 1901, venne modificato e ampliato più volte. Fu dedicato a Giovanni Marinelli, geografo e primo presidente della Società Alpina Friulana, e al figlio Olinto, anch'egli presidente della SAF. Dalla terrazza del rifugio si gode di un'ampia e suggestiva vista sulle Alpi Carniche e sul massiccio del Cognans. Per la sua posizione, il rifugio Marinelli rappresenta il punto ideale di partenza per escursioni nel gruppo del Monte Cognans.
Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al nostro canale. Seguici anche su Facebook e Instagram.